Riaprono le scuole d'Agrigento dopo che il TAR sospende la seconda ordinanza del sindaco, preoccupati molti genitori, scettici presidi, molti assenti. Il centrodestra prova a dialogare dopo lo strappo seguito dal voto in aula sui grandi elettori. Mafia, inchiesta Xidi, 20 imputati all'abbreviato e 9 rinvii a giudizio, assente il superlatitante Matteo Messina Denaro. Il Comitato regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito un ulteriore slittamento dei campionati. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il TAR sospende la chiusura delle scuole, si torna in classe ad Agrigento. Per la seconda volta in pochi giorni l'ordinanza del sindaco Franco Miccichè viene impugnata. C'è il servizio. Il TAR di Palermo sospende l'ordinanza del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, che ha chiuso le scuole fino al 24 gennaio per rischio contagi. Stesso discorso per Enna. Già oggi dunque gli studenti tornano alle lezioni in presenza, anche se non sono pochi i genitori che preoccupati hanno deciso di non mandare i propri figli a scuola e dirigenti scolastici scettici. Ad esempio, Elisa Casalicchio, direttore dell'Istituto Fermi di Agrigento, racconta come in questo momento storico la didattica in presenza sia di difficile realizzazione, considerate le numerose assenze di alcuni dovute a positività o quarantene. Ma la legge è legge e il ricorso presentato per la seconda volta da un comitato di genitori rappresentati dagli avvocati Fabrizio Dioguardi e Carla Calafato ha avuto di nuovo la meglio. I genitori infatti già giovedì scorso avevano depositato un primo ricorso al TAR in seguito a una prima ordinanza di Miccichè sulla chiusura delle scuole, partita insieme con quella di altri 160 sindaci siciliani, e il TAR il giorno dopo aveva sospeso l'ordinanza. Poi però ad Agrigento è scattata la zona arancione e il sindaco ha firmato una seconda ordinanza di chiusura. Il TAR ieri si è espresso allo stesso modo, sospendendola. Come ben sapete, il TAR ha impugnato l'ordinanza che noi sindaci in zona arancione avevamo emanato per la didattica a distanza e quindi domani si ritorna a scuola. Rispetto alla decisione del TAR, avevo emanato questa ordinanza nel rispetto delle leggi regionali e anche secondo un parere tecnico sanitario che mi aveva inviato l'ASP. Io vi ricordo che proprio ieri l'ultimo bollettino dell'ASP mi annovera ben 1894 casi in trattamento. Per non andare lontano partiamo dal 1 gennaio dove i casi in trattamento erano 462, ieri siamo arrivati a 1894. Quindi ecco la mia preoccupazione, ecco perché io avevo emanato l'ordinanza, perché era a tutela e salvaguardia di tutta la popolazione scolastica. Mi raccomando quindi massima prevenzione, massima precauzione. La scuola è le scuole sono ben organizzate, naturalmente chiedo a voi tutti, e studenti e anche genitori, una massima attenzione, indossate le mascherine e cercate di rispettare anche le distanze tra di voi ed evitate gli assembramenti, anche fuori dalle scuole. Ma non si sono placate le polemiche. Gli avvocati Dioguardi e Calafato esprimono soddisfazione per la pronuncia del TAR, che ha accolto anche il ricorso avverso l'ordinanza del sindaco di Agrigento che aveva chiuso la scuola in zona arancione. Si augurano che questo provvedimento costituisca uno stimolo per la regione di porre in atto provvedimenti necessari per porre fine alla situazione di caos creata dal sindaco per un'errata interpretazione delle norme vigenti. E tutti gli altri paesi in arancione e in DAD vivono lo stesso dibattito sulle scuole. La vicenda della chiusura e riapertura delle scuole esprime tutta la preoccupazione dei genitori verso la migliore tutela dei propri figli, lo afferma il già sindaco di Agrigento e attuale consigliere comunale Lillo Firetto, che aggiunge: le decisioni giudiziarie ci dicono che è legittima l'apertura delle scuole in linea a ciò che accade nel resto del paese. Rispetto esprimo per i genitori che la pensano diversamente. Anche questa posizione interpreta la voglia di tutela per i propri figli. Eppure, ciò che oggi più di ogni altra cosa amareggia e risulta nettamente censurabile è l'atteggiamento di chi condanna questo tipo di iniziative con toni offensivi e da bar. Prosegue Firetto, tanto più se a farlo sono assessori di un'amministrazione comunale capoluogo, e rispetto a posizioni che discendono da provvedimenti giudiziari che hanno legittimato l'azione intrapresa. Un'offesa gratuita e intollerabile verso tante famiglie agrigentine, conclude.
Il riferimento di Firetto è un post su Facebook in cui un assessore del comune di Agrigento ironizza, maltacendo la sua amarezza, ed associa il ritorno degli alunni in classe con la possibilità dei genitori di poter tornare a giocare a carte. Ma torniamo alle azioni concrete messe in campo dal sindaco di Agrigento. E vi comunico pure che già mi ero attivato da tempo per effettuare uno screening di massa a tutta la popolazione studentesca proprio in Piazzale Caos, e questa settimana mi serviva proprio per completare queste operazioni. Speriamo al più presto di poter raggiungere l'obiettivo, il tutto a tutela e salvaguardia della salute pubblica e di tutti i vostri figli. Intanto il consigliere comunale di Agrigento, Roberta Zicari, lancia una proposta: istituire in convenzione con l'ASPO una linea telefonica dedicata al Covid. La gente ha bisogno di un numero telefonico dedicato, diverso dalle ordinarie linee dell'ASP e dell'USCA, in uso ai medici per motivi di lavoro e quindi spesso occupate. Un numero da chiamare per ricevere informazioni generiche sulla procedura di isolamento, di fine isolamento, di raccolta rifiuti. Credo, conclude, sia di fondamentale importanza stare vicino ai cittadini e dare informazioni. È una donna di 33 anni, Egidia D'Amico, per tutti Gina, vittima dell'incidente mortale avvenuto lungo la strada statale 120 in territorio di Randazzo, nel Catanese. Era alla guida di una Ford Focus che si è scontrata con un camion guidato da un 49enne rimasto ferito. La donna lascia il marito e 2 figli in tenera età, insegnava alle scuole medie come supplente. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. La donna, secondo una prima ricostruzione, potrebbe aver perso il controllo dell'auto a causa del fondo stradale ghiacciato. La salma, dopo i necessari rilievi, è stata restituita alla famiglia. Politica regionale. Il centrodestra prova a dialogare dopo il voto in aula sui grandi elettori e la volontà di Musumeci di azzerare la giunta. Vediamo. Obiettivo: abbassare i toni, tenere unito il centrodestra e cercare di allargare la platea della maggioranza. Sono gli elementi emersi da una serie di incontri che si sono svolti ieri a Catania, nell'area del centrodestra che sostiene il governo regionale, dopo le polemiche che hanno fatto seguito al voto in aula sui grandi elettori per il Quirinale. Polemiche che hanno visto un azzeramento sui social della giunta regionale, poi annullato o quantomeno rinviato. Ieri il primo incontro al Pala Regione, dove il governatore Nello Musumeci e il leader di Forza Italia e presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè si sono confrontati per un'ora. Un appuntamento definito franco, cordiale e costruttivo. I due invece avrebbero messo a fuoco le divergenze caratteriali, rimbalzandosi le responsabilità e analizzando i motivi che hanno condotto alla crisi di governo in atto. Ho iniziato con Gianfranco Miccichè di Forza Italia, spiega Musumeci, gli incontri con i segretari della maggioranza che sostengono il mio governo. Era giusto iniziare con Forza Italia, che è il partito maggiormente rappresentato. Nei prossimi giorni, prima della fine di questa settimana, incontrerò ciascun segretario di tutti i partiti della maggioranza e poi seguirà una riunione collegiale. Dopo il governatore, Miccichè ha incontrato il leader degli autonomisti Raffaele Lombardo, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Raffaele Stancanelli, il sindaco di Catania e coordinatore di Fratelli d'Italia per la Sicilia occidentale Salvo Pogliese e Nicola D'Agostino, deputato regionale di Sicilia Futura, un tour da esponenti della maggioranza. Il centrodestra, osserva Stancanelli, deve essere unito, lavorando per rafforzarsi e ampliarsi. Gli fa eco Lombardo. Mi dispiacerebbe che adesso tutto saltasse a gambe per aria, sarebbe opportuno far raffreddare il clima surriscaldato. Per questo l'ex governatore si dice impegnato a far abbassare i toni e a verificare nei prossimi giorni come può evolvere la situazione. Nello Musumeci ha pensato di poter avere rapporti soltanto con i suoi assessori e non con i partiti della sua maggioranza, ma adesso sembra che la situazione stia per cambiare, ma bisogna attendere l'elezione del Presidente della Repubblica. Nel centrodestra resta tuttavia l'incognita rappresentata dal sindaco di Messina Cateno De Luca, che proprio ieri ha presentato le sue dimissioni con il proposito di candidarsi alla presidenza della regione in contrapposizione con Musumeci, che continua ad allontanarsi dai due obiettivi: essere ricandidato e tenere compatta la squadra che provvide a farlo eleggere 4 anni e mezzo fa. Super Green Pass per attraversare lo stretto di Messina, terzo giorno di protesta per il primo cittadino Cateno De Luca, che ha trascorso la sua seconda notte in tenda ed inizia lo sciopero della fame. I dettagli nel servizio.
Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha passato la seconda notte in tenda al Molo San Francesco, dove si trovano gli imbarcaderi dei traghetti. Il primo cittadino, sindaco della città metropolitana, sta manifestando così il proprio dissenso contro la norma che prevede l'obbligo del Green Pass rafforzato per l'attraversamento dello stretto. Una norma che, ha evidenziato più volte De Luca, non garantisce la continuità territoriale. De Luca, che ha annunciato anche l'avvio dello sciopero della fame, ha ringraziato tutti coloro che lo stanno sostenendo in questa nuova battaglia, portando coperte, cuscini, dolci, arancini, focacce e limoncelli fatti in casa. Non ci sono dubbi che l'attesa non può segnare un atteggiamento supino da parte mia. D'altronde siamo qui dopo aver atteso ciò che di concreto avrebbe fatto Musumeci. E il concreto è stato il nulla. Abbiamo proseguito nel rapporto istituzionale scrivendo ben 3 note e quindi dando anche una settimana di tempo al Ministro Speranza di cancellare una stortura. Siamo stati costretti già 3 giorni fa ad occupare pacificamente lo Stretto di Messina. Oggi inizia lo sciopero della fame e da domani avvieremo la programmazione di una manifestazione di popolo che si farà sabato mattina. Io finora non ho chiesto a nessuno di venire e stare qui con me proprio per evitare che quello che era l'essenza di questa presa di posizione poi venisse strumentalizzata con un cortocircuito istituzionale. Se cortocircuito deve essere, lo dico definitivamente a Speranza, lo sarà anche in questo caso a modo mio. Noi ci troviamo ad essere strumentalizzati per la nostra situazione di isola e quindi viene strumentalizzato il diritto alla continuità territoriale, costringendo anche qui, in assenza di una legge che introduca la vaccinazione di massa, cosa che io ho chiesto già un anno fa, ma al di là di questo viene utilizzata la nostra situazione per costringerci a vaccinarci in modo anche sbagliato, perché la legge è stata fatta il 30 di dicembre e l'entrata in vigore il 10 di gennaio. Tutti quanti sappiamo che pur vaccinandoci, prima di 15 giorni noi la certificazione verde non ce l'abbiamo. Quindi significa che la legge ha dato 10 giorni di tempo quando i protocolli sanitari già prevedono che gli effetti ai fini della circolazione sono dopo 15 giorni. Speranza si è accorto di questo errore, infatti il 9 di gennaio ha fatto un'ordinanza prevedendo fino al 10 di febbraio che nelle isole minori e solo per le isole minori si possa continuare a passare con il Green Pass base, cioè con un tampone. Arrivato a questo punto dico perché non ha introdotto la Sicilia e la Sardegna. Noi ci troviamo di fronte a un sequestro di Stato a tutti gli effetti. Ecco spiegata la differenza tra ora e tra marzo del 2020. Un 36enne di nazionalità marocchina, residente a Ribera da diverso tempo, è stato aggredito, picchiato e rapinato mentre si trovava all'interno di una cantina di un palazzo dove solitamente trovava rifugio essendo senza fissa dimora. L'uomo è stato sorpreso alle spalle da chi probabilmente conosceva le sue abitudini. Dopo essere stato preso a calci e pugni, gli è stato anche sottratto il telefono cellulare. Il 36enne stordito è stato poi soccorso dal personale medico ed è stato trasferito in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale tenenza. Tratta di esseri umani, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione aggravata dal metodo mafioso. La Polizia di Stato ha arrestato 4 nigeriani. C'è il servizio. Sarebbero responsabili di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione, nonché favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Nelle prime ore di stamane la polizia di Palermo ha eseguito una ordinanza cautelare in carcere a carico di 4 nigeriani appartenenti all'associazione mafiosa denominata Black Axi. Le indagini sono state effettuate dalla squadra mobile di Palermo, sezione criminale
criminalità straniera e prostituzione, coordinati dalla locale direzione distrettuale antimafia. Tutto è partito dalla denuncia di una ragazza nigeriana accompagnata da un pastore pentecostale. Si tratta di un connazionale a cui la vittima si era rivolta per sottrarsi ai suoi aguzzini. La giovane ha riferito di violenze subite nel suo paese d'origine ad opera di persone appartenenti ad una organizzazione cultista, nonché delle modalità con cui era riuscita a fare ingresso clandestino in Italia per poi essere destinata alla prostituzione. È emerso, dicono dalla polizia, che la vittima era stata segregata in Sicilia da un gruppo di uomini appartenenti proprio ai Black XC, poi era riuscita a liberarsi grazie all'intercessione di un connazionale dietro suo impegno a recarsi in Italia come schiava proprio di quel gruppo. Per questo motivo era stata sottoposta a rito voodoo, durante il quale prometteva di restituire 15.000 euro, somma necessaria per raggiungere illegalmente il territorio nazionale. Dalla questura così proseguono, arrivata a Palermo approfittando del suo stato di soggezione sotto la minaccia di morte e violenze, era stata costretta alla prostituzione ed i proventi dell'attività consegnati per la restituzione del debito. La donna era riuscita a sottrarsi ai suoi aguzzini rivolgendosi però al pastore, che per la propria opera di aiuto fu bersagliato da minacce di morte. L'indagine, che si è avvalsa anche di attività tecnica, ha consentito di confermare le dichiarazioni della donna e di acquisire importanti elementi contro le persone che oggi sono state arrestate. Nell'esecuzione del provvedimento coinvolta anche la squadra mobile di Taranto, in quanto 3 dei destinatari del provvedimento odierno risultano attualmente abitare nella cittadina pugliese. Stesso modus operandi che potrebbe far pensare che dietro i 2 episodi ci possa essere la stessa mano. Ignoti sono riusciti a forzare un infisso degli uffici del comune di Bivone e hanno preso di mira la macchinetta degli snack, portando via le monetine. Stesso identico episodio compiuto appena un giorno prima si è verificato al comune di Cianciana. Anche qui, dopo aver forzato un infisso, i ladri si sono intrufolati nell'ufficio tecnico svaligiando la macchinetta. Sul caso indagano i carabinieri delle 2 stazioni, coordinati dalla compagnia di Cammarata. Mafia, inchiesta Xidi, 20 imputati all'abbreviato e 9 rinvii a giudizio. L'unico assente, la cui posizione è stata stralciata, è il superlatitante Matteo Messina Denaro. C'è il servizio. Il GUP del Tribunale di Palermo, Paolo Magro, ha disposto il rinvio a giudizio di 9 dei 30 imputati coinvolti nella maxi inchiesta Xidi, eseguita dai Carabinieri del Rosso nel febbraio 2021, che avrebbe fatto luce sul mandamento mafioso di Canicattì e sui rapporti tra le varie famiglie mafiose che lo compongono. La stessa inchiesta avrebbe pure svelato i componenti della nuova stilla che si sarebbe contrapposta alla famiglia di Cosa Nostra. L'unico assente, la cui posizione è stata stralciata, è il superlatitante Matteo Messina Denaro. Stralciata anche la posizione di un imputato, Giuseppe Giuliano, nato in Francia ma residente a Delhi, a 56 anni, causa Covid. Nell'operazione fu arrestata anche l'ormai ex avvocato Angela Porcello, ritenuta organica all'associazione mafiosa, che negli scorsi giorni ha manifestato la volontà di collaborare con l'autorità giudiziaria. La donna è stata ammessa a rito abbreviato. Nell'udienza è stato sottoposto ad esame l'imputato Simone Castello, ritenuto dagli inquirenti personaggio di spessore e di collegamento negli anni passati con l'ala stragista dei Corleonesi. Castello ha negato ogni addebito, così come ha fatto sempre un altro imputato, Calogero Paceco, con dichiarazioni spontanee. A processo con il rito ordinario, con la prima udienza fissata il 23 marzo davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Vilma Angela Mazzara Vanno, Giuseppe Falsone, boss ergastolano di Campobello di Licata e capoprovinciale di Cosa Nostra. Antonio Chiazza, 51 anni, di Canicattì; Pietro Fazio, 48 anni, di Canicattì; Santo Gioacchino Rinallo, 61 anni, sempre di Canicattì; Antonio Gallea, 64 anni, di Canicattì; Filippo Pitruzzella, 60 anni, ispettore della polizia in pensione; Stefano Saccomando, 44 anni, di Palma di Montechiaro; Calogero Lo Giudice, 47 anni, di Canicattì; Calogero Varenti, di 57 anni, residente a Canicattì.
20 invece a processo con rito abbreviato, che in caso di condanna prevede lo sconto della pena di un terzo. Per loro l'udienza continua il prossimo 17 marzo con la requisitoria del pubblico ministero. Si tratta di Giancarlo Bugea, canicattinese, figura apicale dell'inchiesta ed ex compagno dell'avvocato Porcello. Angela Porcello, 51 anni, di Naro. Luigi Bonocori, 69 anni, di Ravanusa. Luigi Carmina, 55 anni, di Caltanissetta. Simone Castello, 71 anni, di Villafrati. Emanuele Cigna, 21 anni, di Canicattì. Giuseppe D'Andrea, 50 anni, assistente capo di polizia di Agrigento. Calogero Di Caro, 74 anni, boss di Canicattì. Vincenzo Di Caro, 40 anni, di Canicattì. Gianfranco Gaetani, 53 anni, di Naro. Giuseppe Grassadonio, 50 anni, di Agrigento. Annalisa Lentini, 41 anni, di Agrigento. Gaetano Lombardo, 64 anni, e Gregorio Lombardo, 66 anni, entrambi di Favara. Antonino Oliveri, 36 anni, di Canicattì. Calogero Paceco, 56 anni, di Naro. Giuseppe Pirrera, 62 anni, di Favara. Giuseppe Sicilia, 42 anni, di Favara. L'indagine, coordinata dai magistrati della DDA di Palermo, Geri Ferrara e Gianluca De Leo e Francesca Dessì, ipotizza anche una serie di estorsioni, in particolare nel settore delle mediazioni agricole. Un appuntato della polizia penitenziaria, Giuseppe Grassadonio, inoltre accusato di rivelazione di segreto d'ufficio aggravata perché avrebbe rivelato all'avvocato Porcello il trasferimento in un altro carcere del detenuto Giuseppe Puleri, presunto mafioso vicino, nonché parente del boss ergastolano Giuseppe Falsone. Infine, 2 avvocati di Canicattì, Annalisa Lentini e Calogero Lo Giudice, sono indagati di falso e procurati in osservanza di pena perché avrebbero, insieme alla collega Porcello, falsificato la data di spedizione di una raccomandata al fine di rimediare a un errore nella presentazione dell'atto di appello di una condanna nei confronti di un cliente della Porcello che era diventata definitiva. Truffa e interruzione di pubblico servizio. Per la difesa la relazione investigativa è inutilizzabile. A processo ci sono 10 autisti della TUA, l'azienda che si occupa del trasporto urbano ad Agrigento. Vediamo. Entra nel vivo il processo a carico di 10 autisti della TUA, azienda che si occupa del trasporto urbano ad Agrigento, a cui vengono contestati reati di truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio. Ieri mattina davanti il giudice Agata Genna la parola è passata agli avvocati della difesa, che hanno ribadito come la relazione dell'investigatore privato assunto dall'azienda sia inutilizzabile perché priva delle necessarie autorizzazioni della prefettura. Inoltre la difesa ha rimarcato la genericità dei capi di imputazione, non consentendo così una difesa adeguata. I fatti contestati dalla Procura Agrigentina risalgono agli anni 2016-2017 e scaturiscono dalla denuncia dell'azienda stessa che con l'aiuto di un investigatore privato comincia a fare indagini sui propri dipendenti, presentando poi un dossier al Palazzo di Giustizia. Secondo gli accusa, gli autisti degli autobus avrebbero venduto biglietti acquistandoli solamente presso le rivendite a bordo dei mezzi e non registrandoli poi nell'apposita distinta giornaliera di rivendita. A 3 dei 10 indagati viene anche contestata l'ipotesi di interruzione di servizio pubblico perché durante il proprio turno di servizio avrebbero sostato al di fuori del percorso consentito per circa 20 minuti, causando una modifica di alcune fermate. Per gli stessi fatti è in corso da circa 2 anni un procedimento davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento che ha annullato tutti i provvedimenti di licenziamento che erano stati posti dall'azienda reintegrando i dipendenti al lavoro. Momenti di panico ieri mattina al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le numerose richieste di intervento con tantissime persone in fila già a partire dalle prime ore del mattino e la mancanza di personale hanno mandato in tilt la gestione dei casi ed è così che l'unico infermiere presente al triage del nosocomio agrigentino ha accusato un malore dopo essere stato aggredito verbalmente da diverse persone che chiedevano di essere visitate dopo ore di attesa. La situazione si è fatta incandescente quando la gente ha iniziato a urlare e inveire contro l'infermiere sul posto. Nonostante l'arrivo di un metronotte prima e dei carabinieri poi, la situazione non si è del tutto calmata. L'infermiere, dopo aver avvertito l'azienda sanitaria di aver accusato il malore, ha lasciato la postazione. La CGIL presenta la propria piattaforma di analisi e proposte per una sanità in salute. L'intervista a Francesco Lucchesi, segretario regionale della CGIL. Vediamo.
noi oggi lanciamo un grido di allarme rispetto alle criticità che sono sotto gli occhi di tutti della sanità siciliana. Si è fatto tanto, ma non si è fatto abbastanza rispetto a quello che necessitava la sanità siciliana. Bisogna riconoscere che il servizio da anni subisce pesanti tagli e pesanti riduzioni di quella che dovrebbe essere l'offerta sanitaria, soprattutto pubblica, che vede nel servizio universale di tutela di tutte le cittadine e cittadini il principio cardine di assistenza rispetto ai bisogni. Noi oggi crediamo, essendo la sanità diventata il centro della discussione politica, ma non solo, di coloro i quali vivono a causa della pandemia enormi problemi ed enormi difficoltà, non solo sanitarie ma anche economiche e sociali, che dalla sanità si possa ripartire per immaginare una Sicilia diversa, una Sicilia in cui il servizio è eccellente perché si sviluppa sul territorio, un servizio che ha a cuore la salute fisica, mentale e non solo delle cittadine e dei cittadini, una sanità che in qualche modo possa dare delle risposte adeguate ai bisogni e che non porti le migliaia di cittadini siciliani a dover ricorrere a cure fuori dal territorio siciliano. È un costo enorme per le nostre strutture. Ci sono operatori sanitari contagiati e a sua volta, insomma, a cascata i problemi si vanno a concentrare nei vari reparti ospedalieri. Certo, il personale è carente e i fabbisogni previsti a carattere regionale per il prossimo triennio sono di 17.700 rotte unità. Noi crediamo che questo personale, che a partire da questo personale ad oggi individuato, dai fabbisogni territoriali, partino immediatamente alla stabilizzazione del personale facendo partire i concorsi, non semplicemente dando delle indicazioni alle varie ASP di bandire i concorsi. C'è bisogno di una cabina di regia forte regionale che imponga l'assunzione di questo personale, ma che immagini anche il fabbisogno che avrà bisogno la nostra terra domani in funzione delle opere che dovranno essere messe in campo attraverso il PNRR. Dai medici contagiati alle mancate assunzioni, mancati investimenti. È un allarme quello che avete lanciato oggi nel corso appunto di questa conferenza stampa che si è tenuta qui nella sala Rossitto. È una presa di coscienza che non sta avvenendo solo adesso, già in precedenza la CGIL, lo SPI in particolare, si era occupata della sanità siciliana rilevandone gli aspetti negativi, insomma gli aspetti che non fanno della sanità siciliana una sanità all'altezza, non danno quella giusta tutela ai cittadini. La Regione sembra avvitarsi su se stessa rincorrendo i temi della pandemia, ma la crisi della sanità siciliana non è di oggi, non è solo della pandemia, esisteva anche prima. Le lunghe liste d'attesa erano una realtà anche prima. Rinunciare alle cure è il risultato di un tessuto sociale ed economico molto fragile che non trova risposta nelle strutture pubbliche. Spesso non riesce a curarsi chi non ha i soldi per potersi pagare di tasca le cure e quindi di questo dobbiamo prendere coscienza. La pandemia ha solo reso evidente il fatto che la mancanza di un servizio sanitario pubblico rende tutti i cittadini più fragili e vulnerabili e allora con questo bisogna fare i conti. È sicuramente un sistema che si basa su un lavoro precario, quello dei sanitari, non può offrire servizi all'altezza della bisogna. Per lavoro dignitoso si intende un lavoro che sia produttivo e che assicuri un giusto reddito, che garantisca sicurezza sul lavoro e protezione sociale alle famiglie, così come prospettive di crescita personale e integrazione sociale. Lo sostiene il segretario generale della UIL Agrigentina Geracquisto. Da tempo, Continuo Acquisto, la UIL con il suo segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri rivendica più diritti e tutela per i lavoratori, a cominciare dal diritto al lavoro dignitoso. La situazione che stiamo affrontando deve farci riflettere sul modello di lavoro attuale. Precariato e contratti a tempo determinati la fanno da padrone. È il momento di invertire questa tendenza. Noi rivendichiamo lavoro stabile e di qualità. Basta precariato. La provincia di Agrigento da tempo immemore è all'ultimo posto per qualità di vita e opportunità di lavoro. Il segretario della UIL di Agrigento, Geracquisto, evidenzia la forte correlazione tra lavori sicuri e una crescita economica stabile ed inclusiva. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Si è svolta in modalità online un'altra seduta del corso di formazione e avviamento della professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento, presieduto da Rino Lamendola e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo diretta da Pietro Fiaccabrino. La lezione si è soffermata sul tema delle consulenze tecniche. Vediamo. Quella di oggi è stata la settima lezione di un percorso di formazione ai giovani architetti organizzato dall'Ordine degli Architetti Agrigento e dalla Fondazione degli Architetti nel Mediterraneo, rivolto a giovani architetti. Oggi in particolare abbiamo affrontato e quindi approfondita quella che è la figura del consulente tecnico come ausiliario del giudice. La lezione ha avuto due parti, quella svolta da me, che è stata più che altro una chiacchierata con la rappresentazione di quella che è la figura professionale del consulente tecnico nel processo civile, e il dottore Zammuto, agente del Tribunale di Agrigento, ha invece approfondito l'argomento del perito come consulente tecnico, quindi come ausiliario nel processo penale. Del processo civile, quindi del consulente tecnico nel processo civile, abbiamo fatto quasi tutto l'iter dal decreto di nomina fino alla consulenza, quindi alla redazione della consulenza e al deposito del fascicolo telematico, parlando del sopralluogo, approfondendo l'argomento del verbale, come redigere un verbale, quale annotazioni riportare, i quesiti del giudice, quindi tutti quegli elementi di supporto e di esperienza maturata per poter così chiarire meglio alcuni aspetti della figura del consulente tecnico d'ufficio. Messa in sicurezza del torrente Visconte a Messina. Vediamo. Opera attesa da 30 anni per questa vallata e felici che prima o poi si completerà. Il problema è il prima o poi, cioè ancora non abbiamo una data finale di chiusura dei lavori, ma se i residenti possono pazientare aspettando che i lavori all'interno dell'alveo torrentizio e della messa in sicurezza si allunghino, non è più accettabile che la via direzione artiglieria resti chiusa. È chiusa da 2 anni ed è un'arteria troppo importante che sta creando troppi disagi. Sì, stiamo parlando di migliaia di cittadini fra Visconti e Catarratti, possiamo aggiungere anche gli abitanti della via Polveriera e di conseguenza anche quelli di Camari Inferiore che stanno subendo anche loro dei disagi. Chiudendo la via direzione artiglieria ci troviamo solo 2 strade alternative, che sono la via Polveriera, che è praticamente un budello diventato a doppio senso, impraticabile, che vede soprattutto nelle ore seari un ingorgo viabile in corrispondenza del Despar Stadium, che è un centro sportivo molto frequentato, per cui la sera sia i residenti che gli sportivi hanno difficoltà a parcheggiare. Abbiamo la via militare, la via panoramica sopra il villaggio Visconte, che è l'unica arteria che sta percorrendo attualmente la linea 15, che è una via anch'essa molto stretta in cui insistono diverse frane e smottamenti della montagna, quindi sono 2 vie molto difficili da praticare e che da 2 anni recano molti disagi ai residenti. Sì, allora, se alcuni possono essere giustificati, come il periodo di lockdown che ovviamente ha bloccato diverse opere e anche il ritrovamento di molti sottoservizi sconosciuti alla ditta durante i lavori, a oggi, a distanza di 2 anni, non è più accettabile il fatto che il mese scorso abbiamo fatto una riunione a Palermo dall'ufficio commissariale per il risanamento dell'alveo torrentizio, erano state date delle nuove date e anche queste non vengono rispettate, per cui io invito l'amministrazione e il direttore dei lavori a fare pressione su eventuali aziende di servizi come la Telecom, come l'Italgas o come l'Enel, che possono essere inadempienti, facendo pressione in modo che almeno questa via venga riaperta ad una corsia. Calcio, il Comitato regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito un ulteriore slittamento dell'inizio dei campionati di promozione prima, seconda e terza categoria. Il servizio di Carmelo Lentini. Ripartiranno nel prossimo weekend i campionati di preminente interesse nazionali. Il presidente della LD di Sicilia, Sandro Morgana, con apposita delibera, ha stabilito il nuovo calendario delle attività di calcio regionale. Si riparte con la prima di ritorno,
sabato con gli anticipi e domenica rivedremo in campo le formazioni di eccellenza maschile e femminile e quelle al via del campionato di Serie C1 di calcio a 5 sia maschile che femminile. Il 29 e il 30 gennaio toccherà invece ai campionati di promozione prima e seconda categoria di Serie C2 calcio a 5. È confermato l'inizio del girone di ritorno dei campionati giovanili regionali Under 17 e Under 15 per fine mese. Scatteranno invece nella settimana successiva, weekend del 5 e 6 febbraio, i campionati provinciali di Lega giovanile e tra queste anche il campionato di terza categoria, dato che il numero elevato di recuperi è ancora da disputare. Alla riunione hanno partecipato il vicepresidente vicario Mario Tamà e il vicepresidente Dino Corbo. Confermiamo, e ha detto Morgana, la necessità in questa fase di avere tutti insieme un elevato senso di responsabilità. Riprendiamo a giocare in sicurezza e nel rispetto delle regole che prevedano per tutti i soggetti del gruppo squadra il completamento dell'iter vaccinale necessario per il rilascio del Super Green Pass. Dunque ripartono tutti i campionati di eccellenza che vedranno impegnate le agrigentine. L'Agragas inizierà il girone di ritorno fuori casa al Gurrera contro lo Sciacca, il Pro Favara ospita l'Enna, il Canicati gioca a Marsala, mentre il Casteltermini ospita il Castellammare. Ed ora ai nostri microfoni il tecnico dell'Agragas Giuseppe Anastasi e il nuovo presidente biancazzurro Giuseppe Deni, che si soffermano sul potenziamento della squadra biancazzurra e sull'organizzazione sanitaria anti-Covid della Società dei Templi. Anastasi, allora, la società si sta adoperando per cercare di alzare l'asticella dal punto di vista tecnico. Cosa c'è che si sta muovendo in casa? Stiamo cercando di alzare un attimino il livello anche a livello sostitutivo, perché oggi da qua a fine anno caso Covid ti può fermare 2 o 3 giocatori e quindi hai di bisogno anche di qualcosa di importante per subentrare. Io penso che stiamo facendo del mercato importante, stiamo aspettando qualcosa di serio, non prenderemo quello che ci può passare tra virgolette fra le mani soltanto per colmare, ma dobbiamo prendere qualcosa di importante, quindi dobbiamo stare un attimino accorti e attenti a quello che stiamo facendo. A parte il discorso tecnico, io sono convinto che la vera asticella di questo campionato è dettata invece dalla positività dei giocatori. Può influire moltissimo sull'andamento del campionato. Per positività si intende che può essere, che può essere estromesso anche dal giocare. Allora Covid, stiamo parlando del Covid. Covid, allora, positività. Okay, la situazione non lo voglio neanche nominare questo cattivo nemico. Ok. Io appunto per questo si deve puntellare un qualcosa di importante. Perché se dovesse capitare una cosa del genere dobbiamo essere attrezzati per sostituirli nel modo migliore. Può influire sull'andamento del campionato per tutti? Sì. Per qualsiasi squadra, non solo per l'Agrax, per qualsiasi squadra. Purtroppo a condizionare il campionato c'è sempre il Covid-19. Molte società, molte squadre del nostro girone A hanno molti positivi, calciatori positivi. Può condizionare, l'andamento del campionato anche questo fattore molto a rischio? Ma ritengo che il fattore sanitario oggi ha una importanza notevole per il proseguo del campionato. Io mi auguro che questo non avvenga perché sarebbe un disastro per le società che hanno investito tanto. È chiaro che noi come Agragas ci siamo strutturati che ogni 2 giorni a spese della società facciamo fare i tamponi e in atto non abbiamo nessun caso di Covid. Io spero che le altre società facciano altrettanto. Inizierà il giorno 23 questo campionato, lei che ne pensa? Ma le determinazioni della Lega in atto sono queste, però c'è anche una finestra dove la Lega dice che bisogna stare attenti nei prossimi giorni per vedere come si evolve la situazione Covid. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.